Tele4, benvenuti a un'altra puntata di Trieste in diretta. Nella seconda parte parleremo di una mostra che ha a che fare con l'università e il dipartimento, la mia alma mater, il dipartimento di di studi umanistici. Nella prima parte invece parliamo di armonia, parliamo nella fattispecie del testo che andrà in scena per la seconda tornata il 2, il 3 e il 4 febbraio. Siamo dunque in compagnia di Paolo Dalfogo, che è il presidente dell'Armonia, e di Maria Assunta Zacchigna, che è la regista appunto dello spettacolo, che si chiama Tic Tic Tega. Sì. Bravo, giusto. Perfetto. Vedremo poi se ripetendolo sarà come una specie di incubo, per dire la verità, che appunto va in scena venerdì e sabato alle ore 20:30 e domenica alle ore 16:30. Per dovere di cavalleria e anche perché Maria Assunta Zacchigna è la prima volta che viene da noi, quindi essendo un po' emozionata facciamola subito soffrire. Allora, come è scritto anche, qui è un adattamento in dialetto triestino dal testo Matti da slegare di Stefania Di Rugo. Come avete trovato il testo intanto? Ma allora, di solito la compagnia decide, legge un po' di testi, ognuno legge qualche testo alla ricerca e poi ci si confronta, e abbiamo visto che questo testo a tutti è piaciuto. Cioè è piaciuta l'idea più che altro di trattare questo tipo di argomento, e per cui abbiamo cominciato a lavorarci, e io, che non avevo mai fatto nessun adattamento, mi sono trovata a cominciare, ho detto boh, comincio intanto io, vediamo, e poi mi hanno abbandonato al mio destino. E così. E quanto tempo, diciamo, quando lo avete scelto, non so, rispetto all'inizio della stagione, cioè da quanto tempo ci lavorate sopra? Allora, abbiamo cominciato quest'estate, sì, quest'estate abbiamo cominciato a spulciare un po' di testi, e poi ho cominciato a fare l'adattamento appunto quest'estate. A settembre abbiamo cominciato a leggerlo, e diciamo che a provare veramente abbiamo cominciato in ottobre, ecco. Ho capito. Più o meno questa è la prassi, sì. Anche i tempi sono quelli. Intanto abbiamo immagini, questo si riferisce allo spettacolo della scorsa stagione. Della scorsa stagione, sì. E fra l'altro sì, poi magari ne parliamo. Anzi no, di 2 stagioni fa questo. Questo è il Zogo delle Tre Porte. Ok, che sarà, mi immagino cosa sarà stato. Allora, è anche vostra prassi, cioè leggere dei copioni, eccetera, e poi discuterne assieme, facciamo questo piuttosto che quell'altro, eccetera. Sì, così è una prassi che abbiamo non da moltissimo. Io non sono da moltissimo nella compagnia di quei di Scala Santa, sono 4-5 anni, e quindi da quando ci sono io facciamo così, insomma. Penso che lo facessero anche prima. Per sommi capi, qual è la trama? Allora, la trama la storia si svolge in uno studio di psicologo, nel quale arrivano dei pazienti per una prima terapia di gruppo per aumentare l'autostima. Questi pazienti si trovano però davanti a un fatto inaspettato, che lo psicologo si trova momentaneamente, sembra fuori uso, cioè fuori combattimento, non in grado quindi di aiutarli. I nostri protagonisti dovranno quindi affrontare questo imprevisto, trovandosi coinvolti in situazioni paradossali, assieme anche a una segretaria alle prime armi interinale con aspirazioni artistiche, e dovranno quindi affrontare delle difficoltà, superare le loro fobie, manie, fragilità, e
procurandosi degli episodi abbastanza divertenti e insoliti. Però alla fine magari starà meglio anche tutto questo. Sì, e difatti cosa succede? Che la difficoltà unisce poi, perché per risolvere un problema ci si unisce e quindi si prosegue e si diventa anche amici. In quanti siete in scena? In 8 siamo. Accidenti, in 8. sempre... Ed è tutta la compagnia più o meno? Avete anche innesti? Allora, quest'anno ci sono tre nuovi innesti, diciamo. Uno è un debutto assoluto perché non ha mai fatto teatro, è una giovane donna, che è Caterina Franchini, che fa la parte della segretaria. Ah, quindi proprio... Ed è, sì, ha portato un entusiasmo e energia alla compagnia. Poi abbiamo Erika Ficciur e Lucio Migheli, che provengono dai laboratori di Teatro Bandus, come provengo anch'io. Qui di Sgherla? Di Sgherla, sì. Insomma, è sempre E poi, una fonte inesauribile. Sì. E poi ci sono i storici quei de Scala Santa, che sono Angelo dell'Università, Sabrina Gregori, Marinella Piccoli e Donatella da Pelo, e poi ci sono anch'io in una parte. Ho fatto un po' tutto. Così. La regia con me l'ha fatta Silvia Grezzi, che è un altro nome, che è proprio una colonna portante di quei di Scala Santa. Allora, poi dopo torniamo anche a parlare, eccetera. Intanto questo si avvicina, questo è un anno di, come dire, di compleanni tondi, a partire da quello del sottoscritto. Ma mentre... Io l'ho fatto l'altro anno, il mio tondo. Ah, il tuo tondo, ecco. Ma mentre, voglio dire, mentre questo tipo di compleanno tondo si affronta in un certo modo, alcuni lo schivano, insomma il compleanno tondo dell'armonia è invece... Il prossimo anno. Il prossimo anno, ho sì, capito. questa è la 39esima. Sarà la 40esima. Però la 39esima vuol dire anche se il solito discorso, no? Con l'anno che scatta, sì, quindi infatti, va in corner. Come stagione. Però insomma, sì. Immagino che stiate già stiamo lavorando su questo. Dovrà essere assolutamente un anno particolare e speciale, perché 40 anni sono tanti per un'associazione come la nostra. Scusa Paolo, sarà 40esima stagione? 40esima stagione, ecco, e il compleanno sarà in aprile del 2025. Ok. Poi la 40esima stagione, il numero tondo. Siamo già in contatto con il comune di Trieste, nello specifico con la vice sindaco, nonché assessore ai teatri Serena Tonel, che da sempre ci è vicina, ci dà una mano. Abbiamo presentato delle idee, dei progetti, delle cose che ci sta aiutando per portare in porto, perché è un traguardo importante, come ti dicevo, perché 40 anni, tenere un gruppo così numeroso, ricordiamo sono 10 compagnie, 150-200 soci a seconda dell'anno, perché appunto i soci sono quelli attivi, nel senso quelli che vanno in scena e che collaborano nel cartellone in corso. E tenerli uniti per 40 anni non è una cosa semplice. Nonostante la Censky, 40 anni di stagione, siete riusciti a farli, insomma. Si ti sente, però no, scherzi, veramente Sabrina è la nostra... segretaria tutto fare vulcanica, la Cariatide che tiene su meno male che non c'è, perché sennò è apposta perché non c'è di queste cose, sennò indispensabile. Insomma, io la trovo indispensabile. Sì, assolutamente. E dunque abbiamo delle idee, delle cose e stiamo portando avanti quel progetto, quell'idea che più volte ho ripetuto qui da te, di questo teatro stabile del dialetto triestino. L'ho chiamato così proprio per dargli un titolo, ma un centro di raccolta del teatro dialettale, e non solo del teatro, ma del dialetto proprio, affinché non vada disperso e perduto, perché è prezioso, è un bene molto prezioso, ne abbiamo parlato tante volte, dove arriviamo. Siamo così proprio grazie a chi ci ha preceduto, e come parlava chi ci ha preceduto, parlavano in dialetto. Qui a Trieste si parlava solamente in dialetto. Questo è il dato, poi è quello. E dunque sarebbe un importante traguardo riuscire a portare questa idea alla conclusione. Seguivo il vostro telegiornale in questi giorni e con grande piacere ho visto che la Regione stanzia
tanti soldi e giustamente per i campi sportivi, per il rifacimento di vari manti erbosi, Rocco a parte, ma appunto nelle periferie e non solo qua a Trieste, ma immagino in tutta la regione, e questo è un ottimo segnale che ci dà la speranza che appunto anche per la parte culturale, il nostro teatro, magari qualche fondo, qualche spicciolo magari riusciamo a raccimolarlo. Insomma, su questo poi anche la Tonele è abbastanza... Sì, è molto sensibile, molto sensibile. Si muove. Fra l'altro ringrazio anche, volevo ringraziare pubblicamente, oltre a Serena Tonele e il suo staff, ma anche l'Ater con il presidente Riccardo Novacco e tutto il suo staff per averci aiutato proprio a trovare sia i magazzini nuovi, perché avevamo avuto lo sfratto l'altro anno, è stato un anno molto particolare, sfratto dei magazzini e sfratto delle sale prove. E per fortuna il magazzino è già risolto, siamo già attivi nel nuovo, le sale prove stiamo finendo appunto l'allestimento appunto delle sale prove, sempre grazie all'Ater e al Comune che ci hanno aiutato. C'è una cosa che adesso non so se può essere anche utile sottolineare, eccetera, mi è venuto in mente in seguito a una telefonata che abbiamo ricevuto durante Sveglia Trieste sabato scorso, nel senso che ha telefonato la mamma di un ragazzo che fa lo scenografo suppongo per il teatro amatoriale, insomma, o comunque, faceva riferimento ad un'iniziativa che è in piedi a Gorizia, credo, comunque nell'Isontino, in base alla quale alcuni oggetti, mettiamolo così, che vengono conferiti per come si dice, per lo smaltimento, eccetera, possono essere anche utilizzati come appunto elementi di scenografia, eccetera. A Trieste questo tipo di iniziativa non c'è, non è contemplata, però parlando un pochettino anche con l'assessore Babuder, che ha in mano questo tipo di problematiche, questo tipo di delega, dice che potrebbe essere una cosa anche fattibile, eccetera. Certo. Potrebbe però anche darsi, perché secondo me tra queste cose, prima che passino, ci vuole un pochettino di tempo, potremmo anche lanciare qua eventualmente un appello, adesso non so. Guarda, in questo momento devo dire la verità. E voi sei a posto? Sì, abbiamo fatto il discorso contrario, il passaggio tra un magazzino e l'altro ha fatto sì di far delle belle camionate di immondizia, ma perché è normale, poi dopo 40 anni di attività raccogli un sacco di cose, e soprattutto anche fatte dagli scenografi, sì. che prima di dire beh questo lo butteremo e questo lo salveremo, sempre servire, giustamente, certo. Sì, sono anche c'è anche una parte emotiva negli oggetti, sì, capisco, sì. Però abbiamo dovuto fare questa scelta proprio perché per gli spazi che sono più grandi, questi in realtà quelli che abbiamo adesso a disposizione, ma che però certo, devono dare un minimo di ordine ormai e approfittare di questa situazione. Però questa storia può sempre servire, uno non butta via niente, se trova la casa piena di roba, insomma. Esatto. E dove sono i nuovi? I magazzini sono nell'ex negozio Edimobili, che è in via di Vittorio. Ah, ok. In zona Flavia. Via Flavia, sì, esatto. Dove una volta passavano i famosi carrelli di Italcementi, con la carucoletta, là dietro. Robe e abbiamo sia il magazzino delle scenografie, che a fianco stiamo ultimando appunto il magazzino che diventerà sale prove. Sono due bei saloni grandi dove per il momento, se non ricordo male, anche lo spazio è grande, interessante, insomma, sì, diciamo come... Sì, ma è anche bello recuperarli. Io sono sempre dell'idea che questo tipo di spazi o ben si buttano tutto, diciamo la verità, perché sennò diventa anche pure pericoloso, no? Oppure gli si mettono a disposizione delle attività, eccetera. Esatto. Anche, lasciami dire, sarebbe anche il caso di allestire uno di questi spazi, questi contenitori che insomma poi in giro ci sono, anche per i giovani, cioè per lasciare loro un posto anche dove possano in qualche modo
sfogare la propria creatività, eccetera, insomma. Tornando al discorso che ti facevo prima di questo contenitore del dialetto, ma in realtà è propenso anche per qualsiasi tipo di attività teatrale, di qualsiasi ragazzo, di qualsiasi compagnia che vuole iniziare domani l'attività, perché no? Cioè, deve diventare un posto a disposizione. Voi vi di mettete tutti. a disposizione, Un teatro che insomma. deve lavorare, deve essere sempre attivo. L'esempio, tanto qua ste sedie, io sento dei rumori sinistri. Sì, vabbè, ma insomma, no, io già contribuisco a Missiotto ogni settimana con delle robe, non vorrei contribuire in maniera più seria, magari rinunciare a qualche mia parte. Comunque, questo che lei ci raccontava, del fatto che debutta una ragazza, insomma, nella parte della segretaria, eccetera, credo sia anche un segnale positivo rispetto a quanto noi ogni tanto discutiamo qui, cioè del fatto della necessità che il teatro dialettale veda, che il teatro amatoriale, chiamiamolo come vogliamo. So che non ti piace il no, termine non mi piace amatoriale. Però amatoriale, amatore, qualcuno che ama, dai, diciamo, sì, facciamola passare così. Non mi piace perché sembra che sia uno così che lo fa, invece comunque cioè, è necessario che ci sia anche una sorta di ricambio. Certamente sì, perché altrimenti va a finire che insomma si possono proporre solo determinati testi, perché sì, presto sarà solo sul lago d'Atto. Per raggiunto termine. E quindi... sul lago de Perce dopo. No, è importante trovare, perché ci sono anche persone che hanno passione e tutto sta a trovarle certamente, e capisco che ci sono anche delle limitazioni per il fatto che comunque, non essendo professionisti, anche se professionali, i tempi, tutti devono andare al lavoro, hanno la famiglia, quindi c'è sempre tanto sacrificio poi. Ma no? qual è ancora la componente divertente chiedo scusa, la componente divertimento cioè, immagino che debba esserci sempre, perché sennò... c'è sicuramente la componente divertimento, deve esserci, perché altrimenti non funziona. Il divertimento è nel teatro, nell'interpretare, anzi nell'essere un'altra persona, nelle dinamiche del gruppo. Divertimento è proprio costruire lo spettacolo. Ma è vero, questa è una domanda per tutti e due, è vero che il momento forse più elettrizzante sono proprio le prove, perché quando si va in scena, insomma, il più è fatto, buona parte è fatta, insomma, diciamo che andare in scena potrebbe rappresentare forse il 40% dell'intera operazione, che incomincia appunto prima, eccetera. E mi dicono quasi tutti che è il momento delle prove, quello dove succedono anche le cose più divertenti, eccetera. Ma quindi escono fuori le cose anche le particolari, escono le idee, certo, le emozioni, poi le tasti subito in diretta con i tuoi colleghi, in realtà, la cosa funziona. La costruzione dello spettacolo, le prove è la parte più divertente, più interessante, bella, proprio è una magia, è una magia. Sì. Io non ho mai trovato una volta che la prova non fosse ti arrabbi, ti diverti, contrasti, è terapeutico, è terapeutico. Ma io mi ricordo adesso, non però io ricordo che quando noi facevamo gli spettacoli al Dante per Carnevale, ci facevano fare degli spettacoli, e eravamo io, un altro gruppo sempre mio ero in mezzo, era da far casine, e devo dire la verità che dicevamo delle volte sarebbe stato meglio filmare le prove e far vedere le prove perché poi ci sono stati anche certi, come dire, imprevisti che capitano durante le prove, poi dopo sono divertentissimi, però insomma è un momento bellissimo, perché poi lo spettacolo appunto si crea. Avevo colto una frase che mi interessava.
specialmente appunto quando si ha a che fare con testi brillanti, no? Vediamo se riesco a formulare la domanda. Mettiamola così, voi appunto già durante le prove vi accorgete che una certa battuta potrà far ridere, che una certa battuta, se messa in un certo modo, detta in un certo modo, oppure comunque l'esame del palcoscenico serve anche per calibrare magari all'ultimo momento, se non addirittura in corso d'opera, certe cose. Questo non riesco mai a capire, perché sapevo benissimo che la risata in alcuni casi come dire, si capisce che certe battute fanno ridere, in altri casi magari no. No, è vero. Allora, le battute si scrivono e tante volte anche nelle prove poi si aggiustano, perché magari se così confrontandosi si vede che funzionano meglio in un modo anziché in un altro. Però non è scontato, nel senso che poi la prova definitiva è proprio il pubblico. E poi il pubblico non è mai neanche lo stesso, nel senso che io ho visto negli anni che ridono per certe battute che magari non ti aspettavi, che ti fanno ridere, ma sì, diciamo quelle così, sì. E per altre che a te fanno magari ridere, questa spacca, niente. Magari i tempi comici sono importanti, poi sì. I tempi, il tempismo di dirla e di entrare. Certo, quello è certo. un'arte che... Sì. Però proprio la battuta di per sé stessa, certe battute fanno ridere e dici ma non pensavo che facesse così ridere. In un certo pubblico, in un teatro e la sera dopo, prima e la sera dopo. Ma per esempio, adesso così, se poi la mando questa a Davide Calabrese che si arrabbia per queste cose, a me, lo ripeto ogni volta che posso, a me piacciono le battute che arrivano tardi. Cioè quando c'è quel secondo che teatralmente è un tempo enorme, un secondo senza... E poi magari la battuta arriva appunto e poi la risata scatta magari quando è già pronta la battuta successiva, eccetera. A Davide Calabrese questo non piace, dice no, a me non piace, io trovo che siano momenti irresistibili. La battuta che arriva dopo, cos'è? Una battuta che arriva male o francamente dipende anche da secondo me è una battuta scritta bene, perché se arriva dopo vuol dire che fa pensare, e se arrivi dopo era molto arguta, no? Calabrese su sta roba lo qua, so che lui è... non so, vabbè. Ma no, io penso che appunto sia una battuta scritta bene e che ti fa pensare e l'accogli, cioè è una battuta proprio perfetta, secondo me. Cioè quella che ti fa ridere dopo, perché ci devi pensare. Quindi c'è anche quella barzelletta, la barzelletta favorita di Al Pacino. Ora che Al Pacino racconti barzellette già è qualcosa che sembra strano. Per una di queste, e poi è brevissima perché dice: uno scheletro entra in un bar e ordina una birra e uno straccio. E qui non è arrivata, perché devi lavare dopo. Certo. E quindi dici, ma come? Woody Allen è uno che fa appunto, ti fa arrivare... È arrivata. Ti fa arrivare dopo, no? Anche immaginarsi la scena, no? Sì, Woody Allen è uno che fa arrivare dopo, dici, mamma mia. E poi c'è quella meraviglia nella storia del cinema che solo un genio poteva... che A qualcuno piace caldo c'è quella scena in cui Jack Lemmon suona le maracas, non so come si chiama, che non ha nessun senso, ma Billy Wilder e il suo sceneggiatore I.L. Diamond dicono: siccome c'è uno scambio di battute divertenti, se la gente ride tra una battuta e l'altra, non coglie quella successiva, allora diamo di tempo di scaricare questo è geniale. Poi parliamo di Billy, è un po' che non parlavo di Billy Wilder, cominciavo a preoccuparmi per dire la verità. Allora, dunque, ripetiamo, Tic e Tic Tegà, insomma un'ora prima però. Sarà in scena ancora questo fine settimana, secondo
il calendario di questa stagione di Armonia. Alle 20:30. Che siamo a metà oramai, perché siamo alla quinta commedia, ne mancano 4. Dunque. E quindi il primo weekend sabato e domenica, il secondo weekend venerdì, sabato e domenica. Questo in via Anania. Poi dopo dove andate? Chiediamo a lei dove andate dopo. Dopo andiamo a Prosecco e a Staranzano. Sì, con questa. Con questa. Ok, Prosecco. Noi il calendario dietro perché ce l'ha Sabrina come sempre, lei fra l'altro tutto memoria, io non non ce la faccio e dunque saremo sicuramente a Staranzano, a Prosecco con un'altra commedia. Saremo a Muggia. So che questa domenica a Prosecco ci sono i Cercanone. Ecco, meno male che c'è. A Trieste nel 1900. Esatto, di cui abbiamo parlato 2 settimane fa. No, quindi, vedi che insomma, poi... E quindi voi tra 2 settimane, se a Prosecco... Sì, noi siamo al 18 a Prosecco e al 25 a Staranzano. Adesso ho paura anch'io di confondere. Però ecco, le 2 date sono queste, perché un fine settimana c'è Carnevale. Quindi giustamente... Stagione che fra l'altro sta andando benissimo, sia a Staranzano che a Prosecco che anche a Muggia effettivamente. Muggia mandate al Verdi. Funzionando. A Muggia siete al Verdi? Siamo al Verdi. Lo hanno restaurato. Infatti, molto bene. Fate i complimenti anche all'assessore di Muggia, ha detto che è troppo lavoro straordinario. È un bellissimo consiglio teatro, tutti quanti di andare al Verdi. È veramente bello. Allora abbiamo ancora un minuto. Adesso però starei già incominciando a raccogliere copioni per la prossima... Più o meno, insomma, sì, finita questa, dai. Sì, datevi un po' di... La mia compagnia stiamo già raccogliendo, abbiamo già praticamente deciso che strada prendere, perché poi i tempi corre il tempo... Sì, adesso devo dire la verità, mi sembra di essere, si vede che sto arrivando a sto compleanno tondo e sto incominciando anche adesso... Le giornate si sono allungate quasi di colpo, per dire la verità. È finito gennaio già? Sì, io tranquillamente in redazione ho guardato l'orologio e ho detto accidenti, questi tra un po' arrivano e devo trovarmi pronto. Vabbè, insomma, è meglio che capiti così, insomma. Sì. Allora, io ringrazio Maria Assunta Zacchigna per essere stata con noi. Grazie a visto voi. che poi non è da aver tanta paura. Ma insomma... Siete davanti... no, ma è diverso. No, le telecamere... Spero niente. E Paolo Dalfovo, che è il presidente dell'Armonia. Umberto. Ricordatevi ancora Tic e Tic Tega, ormai lo dirò spesso, bravo, perché no? Venerdì, sabato e domenica alle 20:30 e alle 16:30 al Teatro Silvio Pellico di via Anania. Come sempre, buon teatro a tutti. E buon lavoro ad entrambi. Grazie mille. Adesso andiamo in pubblicità e poi cambiamo argomento, parliamo di una mostra che si inaugura alla biblioteca, non mi ricordo se è alla biblioteca statale o alla biblioteca statale Stelio Crise, sì, che poi è la stessa roba tra l'altro, uno ogni tanto. Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta. Come annunciato parliamo di una mostra che si è inaugurata ieri nella Biblioteca Statale Stelio Crise. Lo facciamo assieme alla professoressa Vesna Mikulic, che è docente di letteratura slovena all'Università di Trieste, e al dottor Ivan Paolini, che è dottorando sempre all'Università di Trieste. Si parla di un'iniziativa promossa dal Dipartimento di Studi Umanistici. Io che insomma, anni fa provengo da Lettere, insomma è casa mia in buona sostanza, anche se è cambiato parecchio. La mostra si intitola, è in inglese il titolo, sarebbe, com'è? Traduciamola perché io mi perdo un po', questo Testing the Boundaries mi manda un po' fuori strada. Sì, direi sforzando i confini e aprendo la via alla democrazia, circa. Sì, benissimo. E si concentra su alcune riviste, soprattutto dell'Est Europa, nel periodo dal 1945 al 2004. La mostra nasce all'interno del progetto europeo LitMag. Che cos'è il progetto, dottor Paolini? Allora, il progetto europeo ha raccolto diverse nazioni come partner. Si trattava di raccogliere una serie di
riviste che appunto hanno operato dal 1945 al 2004, che in qualche modo nell'ambito dei regimi dell'Est Europa sono riuscite a aprire dei processi di democratizzazione, di strutturazione di una consapevolezza collettiva verso un pensiero plurale e di conseguenza appunto ogni paese partner ha portato avanti delle ricerche nelle rispettive nazioni che poi hanno contribuito a creare quello che di fatto è un'esposizione plurale, collettiva, che raccoglie queste varie esperienze letterarie, artistiche e culturali dell'Est Europa. La cosa interessante che è emersa è che pur nelle rispettive differenze, che ovviamente poi sono sottolineate nella mostra, si tratta sempre di indirizzi che hanno trovato delle vie più o meno comuni, no? Quindi rispetto all'apertura delle avanguardie, delle subculture o rispetto all'apertura a dibattiti di natura più o meno politica. La domanda di fondo che attraversa tutte queste esperienze è sempre la stessa, cioè come può l'arte, come può la letteratura ricavarsi uno spazio nell'apertura al pensiero democratico. In regimi particolarmente, Sì. insomma, diciamo, almeno per certi aspetti refrattari alla democrazia, ecco, insomma. Perché il periodo, chiedo ancora al dottor Paolini, perché il periodo preso in considerazione va 1945-2004? Perché ci sono riviste ancora attive. Essenzialmente, quindi si tratta di riviste che sono nate appunto nell'immediato dopoguerra o poco avanti, parlo sempre in linea di massima molto generale, e alcune sono arrivate alla soglia degli anni 2000, alcune come ad esempio il caso della Battana, la rivista del gruppo di ricerca triestino, è ancora operativa. Dal punto di vista, vediamo il ruolo dell'università in questo, dell'Università di Trieste, qual è stato, professoressa? Sì, l'Università di Trieste è una dei 8 partner, no? Dunque il partner principale è una casa editrice slovena, Beletrina, e poi sono 7 o università o centri culturali che partecipano. L'Università di Trieste voleva, diciamo, approfondire, no, il ruolo delle riviste sul nostro territorio, qui sulla frontiera, sì. no? Frontiera allora italiano-jugoslava, invece adesso sloveno-italiana, però come ha detto il collega, alcune riviste funzionano ancora, alcune invece non funzionano più perché sono smesse a uscire con l'indipendenza della Repubblica di Slovenia. Ecco, mi incuriosiva anche questo, nelle riviste che hanno continuato, no? C'è una differenza sostanziale, diciamo, dai primi anni 90 in poi rispetto al periodo precedente o forse qualcosa che magari immaginiamo noi fuorviati un pochettino anche dal corso della storia? Beh, allora, le faccio l'esempio appunto della Battana. La Battana apre con il primo numero nel 64. Quindi, un bell'anno, il 64. Sì, nell'anno. Posso... Sì. E vede più fasi editoriali, no? Che in qualche modo caratterizzano l'identità della rivista. C'è un cambiamento importante fra l'89 e il 90 proprio rispetto a quello che accadeva nell'ex Jugoslavia, per cui nel 64, quando la Battana nasce, è una rivista di interesse prettamente letterario e artistico che tendeva a sviluppare una cornice di riflessione, entro una cornice marxista, una riflessione appunto estetica rispetto alla possibilità di un'apertura democratica, operando proprio come ponte intellettuale fra la realtà jugoslavia, poi nello specifico parliamo di Fiume perché lì aveva sede la rivista, e la realtà italiana, quindi coinvolgendo degli intellettuali, scrittori e scrittrici italiani assolutamente di grido, penso a Carla Accardi, Umberto Eco, che avevano dei ruoli molto attivi all'interno delle iniziative culturali della rivista.
Dopodiché cambia la situazione politica e di conseguenza cambia anche l'approccio della rivista, no? L'obiettivo iniziale era quello di rivendicare un ruolo di mediazione rispetto alla comunità italiana fiumana, no? Quindi di ponte culturale, evitando un rischio di marginalizzazione di fatto. Cambiando appunto la fase storica, cambia anche l'aspetto della rivista, che acquisisce un interesse di taglio più sociologico, antropologico rispetto alle questioni dell'etnicità, partendo però sempre da questioni anche artistiche e letteriane. Infatti poi resta famoso il numero 95 che pubblica Martin Muma di Ligio Zanini, che è un libro sugli eventi di Goli Otok. Quindi insomma sì, le fasi cambiano. Le fasi cambiano. Ma per esempio anche qui molto spesso l'idea che di certe cose noi ci facciamo dipende anche da, come posso dire, è un po' fuorviata, no? per certi aspetti. C'è questo bellissimo documentario che magari, ecco, per noi triestini è molto curioso, che si chiama Trieste Jugoslavia, non so se l'ha visto per caso, ed è un documentario che insomma, inizia in parte raccontando il fenomeno dei ginsinari, insomma, di quel commercio cui noi triestini di una certa età siamo ancora, insomma, lo ricordiamo perfettamente, file di pullman, cose eccetera eccetera. All'interno di quel documentario c'è però anche un passaggio che per certi aspetti rischia di passare inosservato, cioè il fatto che, se è ben vero che dalla Jugoslavia arrivavano appunto le persone che acquistavano jeans, quello che c'era da acquistare, insomma, è anche vero che in misura certamente minore, però Trieste in quegli anni era meta anche di una certa intelligenza culturale jugoslava, che appunto veniva a Trieste per respirare, adesso lo dico così, probabilmente magari non è nemmeno vero, però insomma, per respirare un'aria diversa rispetto a quella che si respirava culturalmente parlando in Jugoslavia. È un dato che forse dovremmo anche noi triestini approfondire un pochettino di più, ma che rischia di come dire, passare nel dimenticatoio, e in quel documentario, peraltro pregevole, rischia di essere, come dire, sommerso dall'aspetto più folcloristico di tutta quanta quella temperie, no, professoressa? Sì, è vero, ed è interessante che diciamo, la minoranza slovena qui a Trieste ha dato appoggio a tanti quei intellettuali che volevano, no, esporsi, che volevano dimostrare, no, di poter pensare in un altro modo, no? Dunque qui è interessante proprio il caso di Batana, il caso della rivista Zaliu che fondò Boris Pahor, un noto scrittore qui triestino, no? Che tutte e due le riviste sono state le riviste delle minoranze, no? Minoranza italiana in Jugoslavia e minoranza slovena in Italia, no? Dunque sono proprio le minoranze, dunque i gruppi nazionali fuori dalla madrepatria, diciamo, che potevano e sentivano questo, diciamo, questo bisogno di aprire un pensiero più libero, più anche rivoluzionario. Cioè, per certi no? aspetti, sì. E poi per questo, per esempio, la rivista Zaliu era proibita, no? Non poteva nemmeno essere circolare, diffusa, insomma, sì. circolare in Jugoslavia, almeno qui in Slovenia. Però è interessante anche che la stessa rivista, per esempio adesso parlo di Zaliu, no? La Baia, di Pahor, che usciva dal 51 fino al 90, no? Proprio quando poi Slovenia dunque è diventata indipendente. Ma è interessante che questa rivista nacque anche dopo una scissione qui diciamo, del gruppo della sinistra triestina, no? Dunque provocò anche qui diciamo
una polemica e dunque Boris Pahor è uscito, diciamo, da un gruppo, no? Sì. Della sinistra triestina e dunque fece da solo questa rivista, no? Poi si formò anche un gruppo dei collaboratori, lo aiuta anche la moglie, no? La Radoslava Premrl, che dunque faceva da editrice, no? Tutti i 40 anni, no? E dunque diciamo che era questa libertà, questa voglia di aprire la via della democratizzazione così nell'ambito dove nacquono le riviste, dunque in Jugoslavia e in Italia, ma anche, diciamo, con il caso di Salihu, di aprire la via dell'indipendenza e la democratizzazione della Jugoslavia e Slovenia, no? La mostra ripercorre soltanto, diciamo, le pubblicazioni slovene dell'ex Jugoslavia o guarda anche ad altri paesi? Beh no, come dicevamo prima, parliamo di paesi dell'area dell'Est Europa con più paesi partner, quindi noi abbiamo nella mostra riviste polacche, ungheresi, della Germania dell'Est, della Lituania, della Slovenia, dell'Italia e mi sembra di averle nominate tutte. Sì. Tra l'altro anche di paesi, anche qui bisogna sempre, mi rendo sempre più conto, prendere le cose con grande, come dire, con grande attenzione, per dire la verità, perché usiamo questo termine che a me non piace per niente, ma che comunque sembra sia efficace, nella narrazione che noi abbiamo di determinati paesi, soprattutto dei paesi oltre Cortina, magari non so, qualcuno ci sembrava sempre più aperto rispetto ad altri. L'Ungheria, per esempio, anche durante insomma, il patto di Varsavia, passava come un paese più aperto di altri. La Germania dell'Est sembrava quello forse più rigorosamente vicino all'Unione Sovietica, la Romania non si capiva bene che cosa fosse, eccetera. Quindi anche da questo punto di vista credo sia molto interessante vedere differenze e, come posso dire, atteggiamenti, immagino, non comuni fra uno e l'altro paese. Oppure non è così e questa è una cosa che magari noi ci siamo raccontati per tanti anni, per tutta una serie di ragioni, insomma. È sempre, credo, una visione di prospettive. Sì. Parlava lei dell'Ungheria. Noi esponiamo 2 riviste provenienti appunto dall'Ungheria. Una veniva pubblicata dentro la nazione ungherese ed era sottoposta a una censura feroce. L'altra era pubblicata a Parigi, quindi riallacciandosi al discorso che si faceva prima con la professoressa Mikulic. Quindi ovviamente i casi sono eterogenei e variegati, però c'è sempre questa questione che torna più o meno in tutte le riviste che sono parte della ricerca e della mostra, cioè creare un laccio fra i rimasti e gli espatriati che in qualche modo si parlano fra di loro. È interessante poi vedere come in qualche modo, pur separatamente, queste riviste hanno contribuito a creare una cultura europea condivisa, no? Poi questi erano appunto uno dei punti focali delle ricerche fra i vari partner. C'è da dire, adesso per amore di Dio non c'entra niente, però bisogna che anche noi delle volte abbiamo anche modo di indignarci, eccetera. Queste immagini che io ho visto oggi dell'Ungheria, di quell'italiana trasportata in tribunale legata, insomma, vabbè, lasciamo stare. Linguisticamente dicono qualche cosa queste riviste? Sì, proprio pensavo adesso a questo scopo del nostro progetto, che è mostrare, no, diciamo, i fonti e i scopi comuni dell'Unione Europea e si vedeva già allora che, no, che tutte le riviste avevano, diciamo, una base comune, no?
anche alcune idee erano molto moderne, diciamo, molto, no, come oggi si esprimono, no? Per esempio proprio la rivista Linguisticamente, quando mi chiede, no? Un'altra, la seconda rivista che trattiamo nella mostra qui di Trieste è Most, il ponte, che cominciò ad uscire nel 64 ed era pubblicato all'inizio soltanto in sloveno, perché è anche fatto diciamo, dalla minoranza, no? Però poi usciva in lingua slovena e italiana, dunque era bilingue, perché voleva proprio unire, diciamo, gli intellettuali sloveni e italiani, no? E anche, diciamo, internazionali, no? Così dunque che, no, tutti gli articoli, no, erano tradotti in italiano e dunque uscivano in tutte e due le lingue, no? E anche questa rivista usciva, no, per 30 anni, no, fino a 99, e apriva, diciamo, non tanto i temi politici che culturali, no, però anche molto moderni, diciamo, anche tanti scrittori pubblicavano qua. E dunque veramente era un ponte tra almeno due culture, no? Ma è un caso che molte di queste riviste, no, formulo adesso la domanda in realtà, sbagliavo, la maggior parte di queste riviste, diciamo così, chiude quando cade l'impero sovietico, quando cade la Jugoslavia, eccetera, potrebbe sembrare che avessero finito il loro scopo per certi aspetti, o non è così? Sì e no, nel senso che effettivamente sì, alcune riviste chiudono, poi dipende anche proprio a volte dalle condizioni materiali in cui queste riviste venivano portate avanti. Per esempio ci sono più riviste, penso a quelle dell'area polacca e lituana, che uscivano tramite la forma del samizdat. Quindi tramite la forma dell'autopubblicazione in modalità estremamente precarie, con le prime fotocopiatrici o addirittura con i ciclostili, quindi questo, diciamo, è un tipo di esperienza. Poi ci sono riviste che hanno una struttura più solida e che negli anni sono andati avanti e che di fatto poi sono diventati pilastri delle varie culture nazionali, proprio per la storia letteraria e artistica che hanno sedimentato. Arte e letteratura, adesso io non so se possono effettivamente cambiare le cose, nel senso sarebbe bello se fosse, cioè probabilmente se così fosse certi episodi a cui assistiamo in queste settimane probabilmente non ci sarebbero, però insomma, un contributo lo danno, no? Voglio dire, piano piano, quantomeno insinuano nelle coscienze determinate conoscenze. No, io sono sicura e credo che tutti noi che partecipiamo al progetto siamo sicuri che la letteratura è quel posto di libertà, no? Della libertà che dunque ognuno diciamo, ogni scrittore, no, è consapevole che se vuole scrivere deve liberarsi, già personalmente, no? Sì. E dunque anche come uomo politico deve avere questo coraggio, no, di esporsi, e dunque tu puoi essere, tu anche come scrittore senti questo bisogno di dire qualcosa, dunque di aprirsi, di mostrarsi, no? E dunque tu non puoi dire delle cose comuni, ma sì. se ti espori con una cosa, diciamo, fondamentale, importante, e dunque si aprono le cose nella letteratura più che forse in politica, no? Forse in un altro modo, no? E forse non è così, diciamo... Immediato? Immediato forse, no? Sì. Però, no? Diciamo sotto, no? Possono poi venire fuori delle cose molto rivoluzionarie, no? E la letteratura sempre ha avuto una funzione così, magari no? qui è una riflessione che chiedo ad entrambi. In questo la letteratura sembra molto più libera del cinema, per certi versi, perché, non lo so, io comincio ad essere un po' scettico e mi costa dirlo, ma essendo io cresciuto, insomma, con un determinato tipo di cinema americano,
mi chiedo se nel corso degli anni ce l'hanno sempre raccontata giusta, perché poi secondo me Trump non nasce nel 2016, forse già prima si poteva cogliere qualche cosa. E credo che per certi aspetti il cinema americano abbia un po' mistificato la nostra concezione di quel posto. Ma insomma questi sono Sì, affari miei. sono più, il film è più legato a un'immagine, no? Sì. E poi immagine sempre a un posto concreto, no? Invece la letteratura è sempre legata alla lingua, no? E lingua rimane, diciamo, Sì. no? Legata a certe nazioni, certi gruppi linguistici nazionali, e dunque è più autentica, no? Sì. Non è la Sì. globalizzazione Sì, viene più... sì, ho capito, sì, non è necessario come dire, utilizzare gli strumenti che il cinema ha a disposizione per essere universale più ancora che popolare. Ecco, Si tratta di codici diversi. Codici diversi. Mettiamola così. Poi appunto le faccio un altro esempio. Nella Battana c'è tantissimo cinema. Cinema jugoslavo, indipendente e non indipendente, cinema italiano, indipendente e non indipendente. Quindi insomma questo ci mostra che spesso le direzioni si segue vie diverse per guardare da prospettive diverse allo stesso fenomeno. Penso che poi, insomma, l'obiettivo finale sia questo. Toglietemi una curiosità, come si allestisce una mostra di questo genere? Cioè, che cosa si mostra, che cosa si fa vedere? Allora, intanto praticamente si allestisce con almeno 2 brugole, e questo glielo dico per esperienza personale. A monte ovviamente c'è un lavoro di ricerca che coinvolge innanzitutto un lavoro di ricerca attento proprio nei fondi e nelle biblioteche. Questo poi dal punto di vista proprio materiale spesso dipende anche dagli stati di conservazione, perché certo, il libro, questo non lo ricordiamo, ma proprio è un oggetto che deperisce. e deperisce assolutamente. Quindi ci si muove entro questi oggetti, si fa un lavoro proprio da sommozzatore, direi, cioè si va alla ricerca di cose più o meno interessanti e si tratta sempre di coniugare quello che è uno sguardo molto ravvicinato alle singole pubblicazioni per arrivare poi a uno sguardo più distanziato sulla lunga durata per vedere quelle che sono le costanti, quelle che sono le varianti, le linee di sviluppo e quei cambiamenti attraverso le fasi di cui parlavamo prima, ma insomma su questo penso la professoressa potrà dire molto dunque, di più. Parlando di questa mostra, no, posso dire che questo era veramente un processo assai lungo, no, almeno un anno all'interno del progetto. Abbiamo parlato tanto con tutti i partner, pianificato, progettato, diciamo, la forma, no? Il design, no? Dunque prima era sempre la discussione, cosa vogliamo, come vogliamo, no? E poi partner, quello principale, dunque casa editrice Belletrina, ha, diciamo, seguito i nostri suggerimenti, no? Poi invece ogni partner doveva rendersi conto della propria tematica, e abbiamo fatto quello che il collega Ivan ha spiegato, no? Dunque abbiamo scelto quale detail scegliere, no? Perché il nostro ruolo all'interno del progetto non era solo questa, dunque il risultato non è soltanto la mostra, ma poi c'è anche la pubblicazione con delle relazioni, no? Poi ci sono delle conferenze, dunque tanto studio, no? Che però all'interno della mostra deve essere mostrato con diciamo, no? Una specifica... Forma sintetica e visuale. Così, forma sintetica e visuale, benissimo. Tra l'altro questa mostra, allora, intanto è visitabile, non so se l'ho detto all'inizio, fino al 15 di febbraio, con ingresso libero, dal lunedì al giovedì, dalle 8:30 alle 18:30. Poi la mostra va a Capodistria. Sì, va a Capodistria a un altro partner, no? Che è il Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria,
e sarà aperta il 1° marzo e poi fino al 20 marzo sarà disponibile anche là, no? Questa stessa? Cioè Questa stessa, perché la mostra girava, no? Dunque andava per tutta l'Europa, possiamo dire, dunque ogni partner si fermò per un mese così, circa, no? Sì, sì. E adesso qui è la fine, diciamo, no? Questi 2 partner adesso siamo gli ultimi ad offrire la mostra. E il progetto LitMag continua o con altre, iniziative? Il progetto è iniziato due anni fa appunto con le ricerche preliminari di cui parlava la professoressa. Adesso siamo nella fase itinerante della mostra, nella fase di coda. Diciamo, nel frattempo ci sono state conferenze varie online, prevalentemente sempre a sottolineare appunto questo approccio internazionale che volevamo dare al progetto, che attraversasse tutta l'Europa, e poi si continuerà appunto, come diceva la professoressa, con una seconda serie di conferenze, la pubblicazione di un volume collettivo che quindi raccoglierà tutte le esperienze nazionali dei partner insieme. Posso chiedere una mia curiosità, lei non è triestino? No, assolutamente, credo che si senta. Per questo. Che cosa e noi diamo, come sempre, immagino che ognuno dia per scontate certe cose del proprio territorio, insomma, quindi che cosa l'ha interessata di più di tutto ciò, magari in rapporto con il territorio? Allora, glielo dico appunto da abruzzese, quindi parliamo di una realtà completamente diversa. Dal punto di vista non da ricercatore, proprio di curiosità, l'attaccamento alla lingua che emergeva spesso anche nella rivista, perché la rivista, la Battana appunto, pubblicava in italiano, ma pubblicava moltissimi esordienti che scrivevano in dialetto, e questo attaccamento alla lingua è una cosa che poi ho riscontrato in generale proprio nel clima cittadino, ma ora non voglio fare facile folklore, ecco. Quindi questa è anche curiosa come cosa. Allora, siamo in chiusura. No, ricordiamo anche, e lo dobbiamo sottolineare, magari delle volte non lo si fa con troppa frequenza, no? Nel senso che in genere quando si parla di ricerca universitaria la memoria si va ai dipartimenti scientifici, eccetera, ma ricordiamo che anche il Dipartimento di Studi Umanistici, insomma, fa ricerca, ecco, insomma, bisogna sottolinearlo. Lo faccio perché da lì arrivo, però insomma penso che sia il caso, no, professoressa? Sì, sì, sempre la ricerca deve essere, diciamo, la base della poi attività pedagogica, no? Dunque gli studenti, come qui si vede, possono essere poi coinvolti, no, in questo processo di ricerca, e questa è una cosa, secondo me, bellissima, e anche per la facoltà, dunque per noi vedere, ma anche per i giovani che conoscono subito, no, questa come si lavora, ecco, di aprire, insomma, anche... Lei ha detto facoltà, quindi... dipartimenti, sì. No, ma io sono abituato a quello, è inutile, quando devo dire dipartimento devo andare a leggere, invece facoltà mi viene, vabbè, insomma, dipartimento, facoltà, basta che si lavori bene e non c'è differenza. Grazie allora ai nostri ospiti, la professoressa Vesna Mikulic e il dottor Ivan Paolini. Vi ricordo ancora che la mostra dal titolo in inglese Testing the Boundaries and Paving the Way to Democratization, mi fermo qui, è aperta fino al 15 di febbraio alla biblioteca Stelio Crise di Largo Papa Giovanni VI, dalle 8:30 alle 18:30, dal lunedì al giovedì. Grazie, buon lavoro ad entrambi. Noi ci vediamo domani come sempre alle 18 con Trieste in diretta. Buona serata a tutti e arrivederci.